Dopo aver recuperato il fattore campo, Milano gioca per chiuderla qui e evitare spiacevoli sorprese in eventuale gara 5. Trento però raccogliere tutte le energie rimaste per provare a prolungare la serie e giocarsi tutto al Forum. Sono i playoff scudetto, va in scena gara 4 tra la Dolomiti Energia Trento e le 7 Emporio Armani Milano. Buonasera da Trento, da Mino Taveri e da Simone Piernigiani per raccontarvi questo quarto episodio di una serie che ha preso, se non una strada insperata per Trento, perché ci può stare sempre la sorpresina nel corso di una serie playoff, ma che comunque forse Milano pensava di liquidare un po' prima, e forse Milano, Simone, oggi pensa di liquidarla stasera per non trascinarsi in un'eventuale gara 5, che comporta sempre dei pericoli dietro l'angolo, sempre quando si rimane dentro vincere o andare a casa, no? Assolutamente, ma poi con queste partite così ravvicinate l'abbiamo visto, l'assenza di Shields, cioè può sempre capitare un qualcosa tra una partita e l'altra, prestazione mostra di qualcuno, un acciacco in più a fine di una partita, un problema, cioè quando puoi chiudere devi chiudere. Milano è una squadra che è costruita per arrivare in fondo, che vuole arrivare in fondo, che ha l'esperienza necessaria per vivere questi momenti, per cui sicuramente non pensa alla gara 5, pensa a chiuderla oggi. Ecco il tabellone con Brescia che già aspetta proprio chi verrà fuori da questa sfida tra Milano e Trento. Dall'altra parte si prolunga ancora alle gare 5 con le altre squadre impegnate in questi playoff. Che cosa ci stanno raccontando questi playoff, Simone, finora? Che cosa ci sta raccontando soprattutto questa sfida? Allora, questa sfida che Trento ha avuto una bella faccia tosta, in generale tutti questi playoff stanno mostrando squadre che ci hanno provato, anche la serie che è finita 3-0, però Pistoia, che era un po' la Cenerentola, è andata a provare a giocarsela contro un'ottima Brescia. Qui Trento ha fatto 2 partite solidissime al Forum, quindi 2 partite in trasferta in cui il suo attacco ha mantenuto fluidità sia nella partita vinta sia anche in quella che ha visto prevalere l'Armani, perché Trento ha segnato molto, ha recuperato parziali, non è mai morta definitivamente. Invece gara 3, e questa è interessante, diciamo la questione interessante credo di oggi, una Milano che invece ha schierato la sua miglior difesa, che ha messo all'angolo Trento in casa sua proprio dal punto di vista difensivo, costringendola a basse percentuali, a non avere un attacco fluido, l'ha un po' cucinata pian piano nel corso dei minuti, e quindi Trento quella brillantezza delle prime 2 che in casa magari sperava di avere anche con l'apporto del pubblico per cercare di avere l'energia in più non è riuscita a trovare. Quindi vedere se stasera Milano, che ancora manca di una delle sue punte offensive, riuscirà a imporre una difesa di Eurolega che gli permetterà di chiudere la serie. Manca Shields, l'avete visto prima in tutto, ancora con problemi muscolari. C'è Shabazz Napier, anche se abbiamo visto il giocatore, il playmaker statunitense col volto tumefatto dopo il contatto dell'altra sera. Però già, ecco, questa è un'altra nota, non c'è Shields. Molti dicono che Milano si affida a Shields, non c'è stato Shields e sembra quasi passata inosservata la sua assenza, quasi ovviamente, no Simone? Ma sicuramente Shields è un giocatore fondamentale per Milano, ma Milano è costruita per avere tutta una serie di alternative, e anche quello che abbiamo detto prima dell'inizio di questa serie, di questi playoff. Paradossalmente Milano è ancora una squadra in crescita e con margini di crescita, proprio perché l'assetto definitivo l'ha avuto da gennaio, poi ha avuto periodi di assenza di altre stelle, leggi Mirotic, che è un giocatore che va coinvolto, essendo mezzo lungo, e può giocare da 3, da 4, quindi tutti questi assetti che ancora Milano sta continuando ad esplorare. Si stanno definendo ancora adesso. Esatto, sta ancora continuando ad esplorare, fa sì che Milano abbia tantissime opzioni al suo arco, perché i talenti offensivi poi di Mirotic, Napier, ma insomma Tonut, chiunque può, Melli, certo. Voigtman, insomma i punti li trova nel momento in cui va a esplorare soluzioni diverse.
quello che è la coesione, la compattezza, invece la serietà della difesa di Milano è quella che dà la sicurezza poi di andare a esplorare i vantaggi che fatalmente trova in attacco a seconda dei vari assetti che può avere. Giù le luci all'Attico di Dion Arena per la presentazione della Dolomiti Energia, squadra che ha chiuso al 7° posto la stagione regolare, che ha portato Milano a questa gara 4 dopo aver espugnato il Forum in gara 1. Attendiamo adesso l'esecuzione dell'inno nazionale, poi andremo a sentire proprio le voci di Messina e di Galbiati. Nazionale italiano prima della palla 2 di questa gara 4, la stretta di mano tra coach Galbiati, il tecnico di Vimercate a Trento dall'estate del 2023, che ha portato Trento a questi playoff in questa gara 4, e con Ettore Messina, che ovviamente tanto bisogno di presentazioni più non ne ha, se non andarlo a sentire proprio nell'immediata vigilia. Abbiamo bisogno di farlo, così come abbiamo bisogno di avere equilibrio in attacco, come abbiamo avuto in gara 2 e in gara 3. Queste le parole di Ettore Messina, parla di equilibrio. Allora le sue scelte: Shabazz Napier abile arruolato, col volto tumefatto come aveva visto prima, ma certo non sarà questo a spaventare il playmaker di Milano, con lui Devon Hall, poi in ala forte Stefano Tonuto da una parte e Nicolò Meli dall'altra, e poi sotto le planche comincia Nicola Mirotic. Quintetto confermato, nessuna sorpresa per Milano, che non ha Shields, che sta viaggiando a 90,3 di media in questo playoff, squadra che tira col 42,4 da 3 punti. Adesso noi ci spostiamo di là, andiamo a sentire anche le parole di Galbiati. Ci sono dei meriti di Milano e un filo di stanchezza nostra, però dovremmo essere più bravi difensivamente nel controllo dei rimbalzi per poi poter correre, dovremmo essere bravi a passarci la palla contro le varie difese che loro propongono, non fermarci contro i cambi. Ne abbiamo parlato, ci abbiamo lavorato nel poco tempo a disposizione, c'è grande voglia. Cresciuto proprio nelle giovani di Milano, Paolo Galbiati ha vinto la Coppa Italia con Brescia, parte con Kamar Baldwin, il grande protagonista di questi playoff, Matthew Mooney al suo fianco, e poi Toto Forrai nello starting five con Dalton Holmes, l'ultimo arrivato proprio in casa Trento, poi Stefan Biliga e l'ex di serata in posizione di centro. Non ci sono grossissime novità, Simone, dal punto di vista delle scelte dei tecnici. Diceva Galbiati, controllare i rimbalzi a parole facile, contro quei colossi dall'altra parte non è altrettanto facile, però non ha altre strade Trento. Il match diretto da Lanzarini, Sain e Bartoli, non ha altre strade Trento ovviamente. Oppure cos'altro, Simone? Non so, provare a sporcare gli attacchi piuttosto che provare... Che cos'altro può fare Trento per nuovamente sconfiggere Milano? Ma sicuramente quello che ha detto Galbiati è la chiave, cioè che poi è anche quello che dall'altra parte ha di fatto detto Ettore Messina, cioè deve portare Milano fuori dalla sua organizzazione e dal suo equilibrio, quindi deve riuscire a tenere un ritmo alto. È chiaro che per andare a prendere tiri e non far schierare la difesa di Milano
Milano deve non far canestro e devi controllare i rimbalzi, perché se parti ogni volta da rimessa perché gli altri hanno segnato, andare a fare tiri in transizione o in contropiede è difficile. Milano vuole, anche in caso di errore, prendersi tiri in equilibrio proprio per non permettere tiri e canestri facili nei primi secondi dell'azione, schierare la sua difesa che ha più taglia, più esperienza, più chili, più centimetri. Quindi Trento deve avere questo ritmo, poi anche a difesa schierata, come il coach Galbiati diceva, passarsi la palla, muovere, far movimento, perché se ferma il suo attacco viene stritolato secondo dopo secondo. Per forza. È chiaro che la quarta partita per una squadra sì che ha fatto anche un po' le coppe eccetera, però un roster un po' diverso rispetto a chi ha esperienza e profondità d'Eurolega. Questa è la quarta partita in 9 giorni. Conta, ovviamente pesa, alla lunga pesa, sì, alla lunga su pesa, Trento senz'altro. pesa, però Trento deve riuscire magari, ecco, l'inizio partita adesso per dargli magari fiducia, perché la spinta del pubblico di giocare in casa gli faccia trovare anche quelle energie extra per rimanere sicuramente in partita. Tutto pronto, giocatori che stanno arrivando sul parquet per la palla 2 che apre questo match. Gara 4 sono i playoff dal lato del tabellone, dove già Brescia dopo il 3-0 a Pistoia attende proprio chi verrà fuori da questa sfida, e comunque qualche giorno di riposo in più farà bene senz'altro anche a Brescia rispetto proprio a chi verrà fuori da questa sfida. Dovrà essere giocata fino eventualmente a martedì prossimo in un'eventuale gara 5, ma come diceva Simone Pianigiani prima, nessuna delle due squadre sta pensando a gara 5 come deve essere d'altronde. Biliga e Melli pronti a saltare, si va, comincia gara 4 qui alla T Quotidiano Arena. Vediamo se invece deve, no, rifacciamo, riazzeriamo anche probabilmente il cronometro che ha lasciato scorrere 5 secondi, ma bisognerà tornare nuovamente sui 10. Eccolo qua, eccolo qua. Forse ci siamo. Dovremmo. Ci siamo. Sain fa segno che è tutto regolare. Si va con la prima palla che viene conquistata da Trento, e allora vedremo proprio se ci sarà l'atteggiamento del quale parlava prima Pianigiani, ma non si va ancora perché il cronometro non parte. Esatto, nei 24 nei 10. Vediamo un po', si dovrà ricominciare di nuovo. Non so se rifaranno anche la palla 2 o no. La palla 2 la terranno valida? Secondo me sì, Simone. La palla dovrebbe essere di Trento, perché comunque la palla sì. è stata giocata e poi il gioco è stato fermato dopo. Sì, credo che la palla dovrebbe rimanere a Trento, che la palla 2 l'aveva comunque vinta, perché non è partito il cronometro, ma la partita era cominciata, no Simone? Adesso vediamo quale sarà la decisione arbitrale. Adesso credo che Lazzarini dirà i secondi che secondo lui sono trascorsi. Mi sembra che stiamo mettendo a 7, esatto, o 4, vediamo, adesso vediamo. Anche noi attendiamo che cosa verrà deciso, se poi credo palla a Trento, da come sono schierati i giocatori, palla a Trento, però bisognerà capire se questo cronometro funziona. Poi qui siamo sempre alle soliti, fa bene, fa male ai giocatori questa roba, fermarsi, non fermarsi, raffreddarsi, poi possiamo dire tutto, no Simo? È vero che anche il livello di concentrazione, di energie mentali sono intaccate da qualsiasi episodio, però credo che si possa cominciare. 4 secondi già andati, riparte Trento per la prima azione manovrata. Si va allora del match, stavolta si va con Mune, il consegnato di Biliga, Forrai si piazza in angolo, il taglio di Holmes, centro aria pitturato, e questo è il passaggio a terra schiacciato. Mirotic arriva in ritardo, 2-0 Trento. Sì, una bella azione di Trento, ha mosso, usato bene il triangolo difensivo e attaccato il recupero di Mirotic dopo lo show. Un buon attacco, parte con fiducia, mentre Milano va subito a cercare di esplorare quella che in questo momento è la sua principale punta offensiva, ed è Mirotic, che prende il fallo attaccando immediatamente Dalton Holmes. Questo sarà una serata difficile per il 34 in maglia Trento. Mirotic lo attacca immediatamente, svitamento sul piede perno, forse con il corpo c'è stato il contatto, perché non vedevo contatti sulle braccia di Mirotic, che va subito per il primo viaggio in lunetta della sua serata per Nikola Mirotic. Finora 12 su 12, 13 su 13 in questi playoff dalla lunetta. 13, 10, 13, questo è il suo tabellino nelle 3 partite.
per il nativo di Titograd, naturalizzato spagnolo. Nikola Mirotic va per l'1-2, quindi interrompe la sua striscia positiva in questi playoff per il primo punto di Milano dopo 50 secondi, poco meno, nel corso di questo primo quarto, con Mooney in palleggio, prova ad attaccare Napier che gli dà spazio, comunque viene molto alto e prova a partire col suo ball handling Baldwin, poi ancora Mooney, palla sul piede di Melli, palla fuori, dovrebbe essere andata fuori la palla, comunque 1 secondo punto 3 per chiudere l'azione. Sì, una difesa attenta di Milano qui con cambi finali, grande lavoro di Melli in flottaggio, hanno bloccato quella che dicevamo Trento sta cercando, proprio la fluidità, è arrivata quasi strozzata alla fine del possesso e quindi se non sbaglio rimarrà un 1-3, 1,5 per la rimessa di Trento e non sarà facile prendere un buon tiro. Tanto però abbiamo ancora problemi, adesso credo che forse vogliano andare a intervenire su quell'1.3, può darsi che il cronometro sia andato ma la palla era uscita, vediamo, arbitri. Sì, la sensazione è che qualche decimo sia scorso oltre, vedi? Sì, infatti sicuramente ci sarà più di 1 secondo e 3 perché il cronometro non si è fermato immediatamente. Il cronometro, la palla non so se è andata sull'arbitro, sì, è andata sul... Sì, ma ha toccata comunque Melli, però vedi che... L'arbitro era fuori però, quindi considerato fuori l'arbitro e quindi se la palla va su... Ecco, 3... Vediamo, forse 3 secondi ancora. 2.3. Perfetto, 2.3. 2.3 per andare a chiudere l'azione per Trento con Mooney pronto alla rimessa. Vediamo se trova il tempo Milano, si stacca Holmes, si stacca anche Biliga, va per alzata! E se io fossi allenatore di Milano sarei un po' arrabbiato se prendessi bella esecuzione di Trento, ma infatti si vedeva Ettore Messina non felicissimo sullo sfondo, però Trento è stata molto brava a fare un'esecuzione che ogni squadra ha nel playbook, queste situazioni in cui manca poco tempo, però avercene una cosa, farle bene contro una difesa playoff è un altro. Intanto la difesa di Milano ancora si lascia sorprendere con Baldwin che l'attacca subito, Milano rientra in ritardo. E questo è il tipo di tiro, il tipo di partita che vuole e che deve fare Trento. Abbiamo proprio visto 2 fotografie del piano partita, no? L'attacco di Milano va 2 volte sull'isolamento su Mirotic, una prende un fallo sapendo che non ha cambi in quella posizione Trento se si carica di falli Holmes, perché è solo Albiti che però è un 3 che si sacrifica a giocare a 4, oppure stavolta non rischiando un fallo Holmes ha lasciato un tiro abbastanza comodo per Mirotic che ha segnato, quindi Milano va a sfruttare subito nel cuore dove ha vantaggio, Trento invece sta provando a correre e accelerare. 6-3 Tonut parte per il tiro in sospensione, tiro corto che però viene aiutato dal triplo rimbalzo sul ferro per il -1 Milano in questo inizio di match, i primi 2 anche per Stefano Tonut. Dall'altra parte Holmes prova a rispondere da oltre l'arco, scappano via tutti, non vanno nemmeno a rimbalzi i giocatori di Trento, vita facile per Melli e compagni. Napier, arriva Melli, rimorchio, schiacciato a terra ancora per Mirotic, subito trovato, fallo in attacco stavolta di Nikola Mirotic. Il copione è quello comunque sempre di andare sul loro terminale offensivo, stavolta però Mirotic commette fallo. Sì, Mirotic è stato insolitamente voglio dire esagerato, perché aveva ricevuto con i piedi dentro l'area, con la sua tecnica lì ha 1000 modi per segnare, ha voluto andare proprio di forza, insomma in maniera strana per un giocatore della sua esperienza, e quindi una palla persa, ma dopo che Milano ancora una volta era entrata chirurgicamente dove fa male. Mooney per provare a trovare compagni smarcati, difende forte anche sugli anticipi Milano. Mooney fermato anche il suo corridoio di penetrazione, rimane lì 8 secondi per andare al tiro, parte Forrai, poi Melli riesce a stopparlo. Avete visto la difficoltà ovviamente di Trento per andare a cercare e trovare tiri puliti. Dall'altra parte Devon Hall sfrutta il velo di Melli, difende forte Forrai, quindi Napier, Melli va a portargli il blocco di mano sinistra, pallone ancora per Hall, va in 1 contro 1 fino in fondo, alza lui la parabola anche stavolta con un po' di aiuto dalla fortuna
il canestro trovato per una Milano che mette il muso davanti per la prima volta sul 7-6. Forrai, c'è il boomerang con Baldwin che parte, si appoggia a Mooney, va in 1 contro 1, pallone per Biliga, tira in allontanamento Biliga, era un buon tiro ma non trovato il canestro. Milano dall'altra parte con Napier, Mirotic lo aspetta, vuole palla, Napier invece preferisce servire Melli che sfrutta la differenza d'altezza con Forrai. Sembra tutto facile, però bisogna anche trovarli queste linee di passaggio. Sì, ma poi Milano va con efficacia, si spazia subito a seconda di cattivi accoppiamenti che Trento può fare. Trento ha dei gap, Milano va immediatamente a sfruttarli e con grande spaziatura da parte di tutti. Napier, Mirotic ha fintato il tiro, preferisce l'azione manovrata Milano, poi Napier va fino in fondo, buon aiuto di Biliga, Melli è rimasto lì nuovamente marcato da Baldwin, Tonut invece vede fuori Hall, infrazione di 3 secondi credo, sì 3 secondi fischiati, vedo Melli con le mani sulle ginocchia, sui fianchi, forse un po' di fiato da riprendere, sì, credo. Oppure un contatto, però insomma, ecco, vediamo un po'. Questo è il canestro di prima. Però Milano adesso ha messo anche il ritmo già, i suoi esterni oltre a Mirotic, segnato Hall, segnato Tonut, Napier in ritmo, quindi Milano sta facendo la partita in questo momento e Melli da questa parte sta facendo un po' il portiere perché aiuta su 1000 giocatori oltre al suo e sta veramente negando tiri dentro l'area a Trento, che ha assolutamente bisogno di fare un paio di canestri da fuori per aprire questa scatola. Sbagliato Mooney da oltre l'arco, dall'altra parte Milano con Hall ad attaccare e scaricare per Tonut, finta il tiro, poi si appoggia a Melli, è puntuale, arriva l'assistenza per Mirotic, il fallo è prima del tiro, però Mirotic vorrebbe una decisione diversa, dice stavo già tirando, ma credo che il fallo sia stato chiamato quando forse era ancora qui prima della ricezione, nettamente prima della ricezione, ma Mirotic sì, è un po' agitato per questo, ma in realtà sono tutte situazioni in cui anche i falli va benissimo per il piano partita di Milano, perché se continuano a ricevere chiunque di loro, lui o Melli, abbiano un gap di centimetri con i piedi dentro l'area, Trento sì può spendere ancora un paio di falli, ma poi dopo diventa o corta la panchina. Già adesso c'è Alviti che deve difendere su Mirotic ed è un altro mismatch chiaro. Mentre Tonut va ad attaccare Hub, entrato sul parquet, così come Kyle Hines per Milano. Mooney non si fida del tiro nell'angolo per Alviti, anche lui mandato da Galbiati in campo. Si presenta così Davide Alviti per il tiro dall'angolo di un altro ex della serata, parziale di Milanese di 6-0 chiuso con questo canestro di Alviti. Nuovamente 9-9, primi 5 del terzo quarto già andati, già prime rotazioni per entrambi i coach, mentre Mirotic ci prova da lontanissimo. Alla fine c'è il fallo commesso da Biliga ai danni di Kyle Hines, che non so come fa Simone, ma anno dopo anno sembra sempre più giovane, soprattutto quando arriva questo momento della competizione. Hai detto bene, cioè ha un livello di concentrazione tale, di presenza nei momenti importanti, che abbiamo già visto in queste precedenti 3 partite della serie, che è arrivato ai playoff bello pronto dal punto di vista mentale, ma non avevamo dubbi. Quindi insomma tante piccole cose anche che non si vedono, ma che lui fa sempre nella maniera migliore. È comunque 10-10 le ultime 2 partite, 10 punti e 10 punti, che no, oltre si alle vedono piccole anche. cose, quelle si vedono. Mirotic ad attaccare con Flaccadori mandato in campo a sbagliare il primo tiro della sua serata. Dall'altra parte Baldwin che prova ad ubriacare la difesa di Milano, va a tirare con il destro, a sbagliare con in campo anche Derek Cook. Ecco il pallone immediatamente a Mirotic, stavolta Mirotic riesce a servire fuori il pallone, c'è Alviti su di lui, vediamo se Milano prova a trovarlo ancora, invece trova i tiri con Napier e col canestro da 3 punti per il più 3 nuovamente di Milano nei secondi 5 di questo primo quarto. Il consegnato di Alviti per Baldwin, ancora deve attaccare Mirotic, vediamo se sfrutta la differenza di statura per andare nel pitturato, si arresta, tira in sospensione, sbaglia, pallone raccolto da Napier che punta immediatamente fino in fondo, il pallone finisce nella retina. Anche Napier mi sembra ben entrato in partita abbastanza presto. Sì, avevamo detto ormai anche tutti gli esterni sono attivati, Milano risponde presente con tutti i suoi effettivi, tutti i suoi giocatori.
Trento, quelle 2-3 fiammate che abbiamo detto dipendono dalla sua capacità di correre, il tiro di Alviti in transizione, questo nei primi secondi, un backdoor nei primi secondi del possesso, quando la difesa di Milano è un po' meno organizzata, e quando quindi prima Melli ed ora Heinz, che è l'altro professore della difesa, che sta facendo il portiere come faceva prima Melli, per cui nei primi secondi possono essere ancora sorpresi, dopo diventa molto più difficile. Debutta nel match anche Johannes Voigtmann e anche Maudolo, che in questo playoff, questa serie, ha solo i 7 minuti giocati in gara 3, ancora senza segnare, mentre arrivano i tiri liberi da parte di Trento. E allora si va con Maudolo, che adesso va a portare avanti il pallone. È andato a sedersi Nicola Mirotic, con Ellis mandato in campo da Galbiati, palla persa da Milano e si riprende con Trento che porterà avanti il pallone. E direi che in 6 minuti e mezzo i tecnici hanno già fatto appello alle loro panchine. Questo sì, dimostra che bisogna anche gestire le energie. Sì, a questo ritmo di partite dopo una stagione così logorante è assolutamente normale che sia così. Adesso è interessante vedere se Lo, che era un po' fuori anche di fiducia in quest'ultimo periodo, è iniziato con una persa, riuscirà invece pian piano a entrare nel ritmo, a ritrovare il suo ritmo partita. Credo che lo staff tecnico di Milano giustamente insieme in questo momento ha di fatto quasi 3 playmaker, perché ha Napier, Lo e Flaccadori se non sbaglio, per cui non ha tutta la responsabilità Maudolò di portare su la palla, ma proprio di poter entrare in ritmo e magari anche in quelle che sono le sue caratteristiche principali, cioè farsi un paio di canestri che potrebbero ridargli fiducia e metterlo definitivamente dentro questi playoff. E ti aggiungo il carico, spesso anche Kyle Heinz porta avanti la palla in Milano, si è visto più volte. Ma quello intanto schiacciatona per Derek Cook. Insomma, anche questo è un bel poster. Sì, no, ma poi quello che dicevamo, Trento ha bisogno di andare oltre i propri limiti, di coinvolgere il pubblico. Queste giocate qui vanno oltre del valore dei 2 punti, no? Perché per la fiducia dei compagni, della gente, per cui anche se il ritmo partita è quello che sta decidendo Milano, però Trento è lì e quindi la partita è bella, è vera. Assolutamente. Eccolo l'alley-oop, l'alzata spettacolare da parte di Prentice Saab. Dall'altra parte ancora Ellis dopo la palla persa di Milano, quando sembrava che Milano stesse cominciando a macinare. Ecco il 6-0 parziale che riporta nuovamente Trento in avanti. Adesso con Napier, prende il blocco proprio da Heinz, tira da 3 punti. Questo è un canestro da playoff, Simone. Nient'altro da dire. 8 punti per Napier. È di un giocatore di talento assoluto. Però insomma Trento ha visto, come dicevamo, 2 giocate di energia, torna lì, poi invece si distrae un attimo e Milano è là che punisce con la solidità che deve avere. Dall'altra parte Alviti va ad appoggiare di mano sinistra. Non male nemmeno questa iniziativa di Alviti, e come diceva giustamente Simone Pianegiani, che non è qui per caso, avete visto come Trento prova subito ai primi 2-3 secondi dell'azione a provare ad andare a canestro, poi se non ci riesce magari si riparte con l'azione manovrata. Sì, ma loro sanno che i giocatori dopo si sentono soffocati dalla difesa di Milano, passaggio dopo passaggio, secondo dopo secondo. Invece quando vedono un po' di luce hanno la faccia tosta. Saranno rivisto 1000 volte al video che quando hai uno spazio come Milano non puoi rinunciare, devi avere tutta l'aggressività mentale per provarci, altrimenti non hai chance. Intanto impatto fisico tra Alviti e Johannes Voigtmann, alla meglio il giocatore italiano. Altra palla recuperata da Trento. Entriamo nell'ultimo minuto di questo primo quarto con Mooney. Il taglio di Ellis consegnato, fintato perlomeno di Alviti. Palla arriva poi a Prentice Saab. Attenzione che vuole il blocco da Cook, probabilmente per trovare spazio per tirare. Lo trova, alza la parabola e segna Hub nuovamente per il vantaggio di Trento, che arriva a quota 20 con i primi 3 punti di Hub. Prova la risposta a Milano immediatamente con Voigtmann, prova ad attaccare lo stesso Hub, si ferma, in qualche modo fa appello alla sua stazza fisica Johannes Voigtmann per superare, per tirare in testa al giocatore
trentino. 3 secondi di differenza tra i due cronometri. Palla in mano al numero 3 in maglia Dolomiti Energia, la guarda negli occhi Flaccadori. Bolendling a consumare tutti i secondi a disposizione, vediamo se poi andrà a attaccare Flaccadori. Ab lo fa, arriva fino in fondo e Flaccadori lo stoppa, ma forse c'è il fallo di Heinz. Forse la stoppata era buona, ma il fallo di Heinz, Simone, così mi è parso di leggere. Rivediamo. Ma forse sì, è stato un fallo anche o sul corpo a Flaccadori, non ho visto bene, però quello che è interessante è che Trento adesso a difesa schierata sta cercando sempre di evitare, quando non prende un tiro all'inizio, di fare l'ultimo pick and roll coinvolgendo l'uomo di Heinz, perché non vuole trovare Heinz sul cambio, e ha fatto questi punti attaccando sempre Voigtman, il canestro da 3 punti con il cambio contro Voigtman, e adesso anche era Alviti marcato da Voigtman, andato a bloccare, e poi hanno attaccato invece nell'1 contro 1 dal lato opposto, cosiddetto reject. Però evita se possibile di trovare Melli o Heinz quando ci sono uno dei due coinvolti nell'ultimo pick and roll, perché sono due ottimi difensori anche sulle guardie, e invece sta cercando trovare un po' di spazio attaccando altri lunghi. L'ultimo tiro del quarto, Napier pasticcia, alla fine perde palla e finisce con il vantaggio di Trento per 22-21. La soddisfazione di Galbiati, ha pasticciato nell'ultima azione Shabazz Napier, si è chiusa bene la difesa di Trento, e alla fine la squadra padrona di casa, che comunque non è una cosa da sottovalutare, chiude in vantaggio il primo quarto. Qualche minuto per noi e rientriamo subito. (22-21) il parziale, dopo i primi 10 Dolomiti Energia Trento che tira col 40% da 3, 2 su 5. Stesso bottino per Milano, che ha sbagliato solo un tiro da 2, mentre 5 errori da 2 per Trento. 6 su 11 totale, 4 rimbalzi tirati giù da Trento, 9 complessivi per Milano, 8 dei quali difensivi. 16 punti dalla panchina da Trento e 4 da Milano, che è un particolare da sottolineare. Questo è importante, no? Considerando che Milano teoricamente è la panchina più lunga, però Trento, devo dire, un eccellente impatto di Alviti, che è arrivato da dietro sia come faccia tosta, il canestro da 3, il canestro da 2, la 3, ma anche, nonostante non abbia la fisicità che poteva avere Holmes, in realtà non ha subito, ha messo il corpo 2 o 3 volte, che sono valsi 2 situazioni di recupero a Trento o un non canestro da parte di Milano, quindi ha dato veramente una svolta positiva venendo da dietro, e chiunque è arrivato dalla panchina per Trento ha dato proprio questo ulteriore slancio in un momento in cui Milano stava decidendo il ritmo, che ha permesso a Trento di finire con questo punto di vantaggio. Debutta nel match anche Pippo Ricci in questo inizio di secondo quarto, lo vedete ricevere spalla canestro, fa a sportellate con Toto Forrai, si presenta subito con i 2 punti Ricci, che riportano avanti Milano di 1 in questo inizio di secondo quarto. Milano con Hall, Flaccadori, Voigtman, Ricci appunto sul parquet con Heinz adesso che va in chiusura su Alviti, fuori pallone per Forrai, Alviti va in angolo a prendere posizione, Heinz pronto a chiudergli anche la possibilità di tiro, poi si incarta Forrai, fuori pallone per Ellis che alza la parabola, sbaglia, lotta forte al rimbalzo, Biliga, tap out per l'extra possesso di Milano. Ab prova ad attaccare Heinz che va a chiudere tutte le falle, adesso va su
Hub, vediamo se c'è il cambio difensivo. Ricci è andato su, Hub deve tirare allo scadere, tiro corto, Prentice, Hub sbaglia, Hall dall'altra parte. Immediatamente il pallone per Ricci che sbaglia in reversa, arriva Voigtmann per la correzione e la partenza di Milano. Un 4-0 per il 25-22. Ma Milano poi adesso è con il quintettone, 3 lunghi, Heinz, Voigtmann e Ricci, quindi è immensa dal punto di vista del muro che oppone difensivamente sui cambi a Trento, che infatti non è riuscita assolutamente a vedere l'area, si è presa 2 tiri da lontano e marcata, e dall'altra parte anche senza palleggio su un tiro sbagliato c'era Voigtmann, perché la differenza d'Italia adesso sì. è spaventosa, e questa è una delle opzioni che dicevamo che Milano può avere, può variare, una delle tante opzioni che Milano può mettere in campo, e che insomma i cui interpreti ancora diventano devono trovare, no? Perché un ritmo che possono ancora esplorare. Milano può essere sempre più chirurgica partita dopo partita nell'esplorare queste sue 1000 possibilità che ha. Ellis nell'angolo per il tiro da 3 sbagliato, il rimbalzo è conquistato da un ottimo Biliga, ancora il Viti ad attaccare Voigtmann, va a tirare in reversa, a confermare quello che dicevamo prima, l'ottimo impatto sul match per Davide Alviti a quota 9 con 2 su 2 da 2 punti, 1 su 1 da 3, non male, è anche una ottima presenza difensiva. Trento rimane là, l'arbitro fischia, c'è il fallo commesso da Ellis, fallo commesso da Quinn Ellis, giocatore nativo di Sheffield, vediamo qui, no, forse impallato da Hall, ha tentato di forzare il blocco in maniera irregolare. Intanto rotazioni ancora per Trento, fuori proprio Ellis, il suo secondo fallo, Galbiati lo richiama in panchina nuovamente sul parquet. Matt Mooney, anche Heinz torna in panchina, nuovamente in campo Nick Melli per i campioni d'Italia. La rimessa di Flaccadori su Voigtmann, difende forte Mooney proprio per non far ricevere Flaccadori, che riceve adesso. Prova ad attaccare il playmaker di Trento, Hall si alza per il tiro da 3, Devon Hall, giocatore che difficilmente perdona, soprattutto quando c'è da prendersi i tiri pesanti, anche se siamo a inizio partita, ma anche questi poi alla fine, alla lunga, possono risultare tiri pesanti. Baldwin prova a rispondere di là, Alviti, la finta, forse il fallo di Melli che si era autoaccusato del fallo non fischiato, e alla fine poi ci pensa Baldwin per il suo quinto punto. Questo è un giocatore ovviamente che ha tanti punti nelle mani, e questo deve essere il terminale offensivo forse per Trento, no? Principale, non solo, ma ci servono i suoi punti. Sì, assolutamente sì, ma soprattutto serve che in qualche modo Trento trovi questi canestri da fuori e trovi questi recuperi, perché è chiaro che in questo momento ha meno ball handling Milano, perché ha 3 lunghi, e di là la taglia che dicevamo, quindi Trento deve avere questo ritmo di penetra e scarica per prendersi quei tiri a 3 punti che poi devi segnare o correre in contropiede. Il fallo di Ricci, il secondo per lui sulla, ecco qua, avete visto Melli che si autoaccusava, lo scarico per Baldwin per il suo primo canestro da 3 punti, poi palla persa, vola Forrai dall'altra parte, il secondo fallo di Ricci, con Trento che ha -1, che Mooney che va ad attaccare Flaccadori. Sale Alviti, si incrocia proprio col Mooney, sale anche Biliga, cambio difensivo, Voigtmann torna adesso su Biliga, consegnato per Forrai, difende fortissimo Milano, 8 secondi per andare al tiro per i padroni di casa, ci prova Mooney, si ferma, tira in allontanamento, non era un tiro facile perché lì c'era Voigtmann pronto a spegnere la luce. +1 per Trento dopo 3 minuti, poco più, in questo secondo quarto. Sale il blocco di Voigtmann per Flaccadori, la finta e poi il sottomano molto bello, arriva il tapin anche di Melli. Molte volte i 2 attacchi da una parte e dall'altra provano subito a cercare il canestro, almeno ci tentano, sembra, no Simone, da attaccare subito e poi si vede. Adesso Alviti da 3, sbagliato, Voigtmann prova a partire, Forrai va giù, non c'è intervento irregolare di Voigtmann che riceve adesso, un po' distratta Milano, il pallone per Voigtmann da Ricci in reverse. Voigtmann, quando sei a quelle altezze poi diventa quasi tutto più facile. E sì, anche la taglia nell'oscurare le linee di passaggio per Trento è difficile. Stiamo vedendo anche a un duello un accoppiamento insolito, no? C'è un
un Ricci contro Forrai sui due lati del campo, che è un playmaker, che è Forrai, che ha giocato tutta la sua partita da playmaker, contro Ricci che l'ha giocata quasi tutta la sua carriera da lungo, e quindi è interessante vedere questo. Adesso guardiamo se Milano è tornato a un assetto Sì, è tornato Mirotic più canonico, oppure se continua ad avere un assetto con 3 lunghi, di cui uno è Mirotic, che però ha il ball handling, diciamo, di una guardia quasi. Esatto. Anche Tonuto in campo con Mirotic nuovamente. No, invece adesso c'è Mirotic da 4 e quindi è completamente diverso. Adesso Milano ha Melli da 5 e quindi un quintetto opposto, con pieno di ball handling e con 2 giocatori che sono finti lunghi, nel senso che sia Mirotic sia Melli possono colpire da fuori o andare in avvicinamento. Hall adesso, dopo le sportellate tra Melli e Alviti, Mirotic va a portargli il blocco, il raddoppio di Forrai, la pressione di Forrai, tutto regolare, si va con Flaccadori, prova a difendere forte Trento, allora Melli prova a mettere tutti d'accordo sullo scadere dei 24, il tiro è sbagliato, però il rimbalzo è di Baldwin, anzi poi c'è il fallo commesso da Melli che rimane anche a terra dolorante, impatto. Vediamo tra Melli. No, c'è no, probabilmente hanno fischiato. Se hanno fischiato questo, hanno fischiato un blocco cieco irregolare ad Alviti. Allora oppure penso di sì, perché sì, forse il fallo è di Alviti. Sì, Melli non ha proprio visto proprio arrivare, non ha sentito. Qui dovremmo rivedere. Vediamo. Perché Allora, questo è il contatto. Melli prende i 2 gomiti sulla schiena. Sì, il fallo è stato fischiato allora da Alviti, la palla è di Milano. Si può andare con Milano che andrà. palla a Trento, allora perché forse hanno fermato il gioco per l'infortunio, per l'infortunio, ma non aveva fischiato nulla. Sì, giusto. Non c'è stato nessun fallo. Alviti tira in allontanamento, tiro difficilissimo questo di Alviti. Sì, il gioco era stato fermato perché Melli era andato giù, gli arbitri, per sincerarsi delle condizioni di Melli, avevano fermato, ma non c'era stato fischio. E allora siamo a esaurire i primi 5 di questo secondo quarto, con Hall che prova ad attaccare immediatamente il fallo di Toto Forrai sulla partenza in palleggio incrociato di Devon Hall. Forrai rimane fermo sulle gambe, la rimessa per Milano, che rimanda in campo Shabazz Napier, fuori Flaccadori, buono l'impatto sul match per Napier, 10 minuti in campo, 8 punti per il playmaker dell'Olimpia, che adesso è in campo con Tonut, Melli, Mirotic e Hall. Il fallo ancora fischiato alla difesa di Trento. Su quel taglio, sì. Sul blocco sarebbe stato Mirotic da solo dentro l'area ancora una volta, quindi Alviti deve lavorare al limite su tutte queste situazioni e deve mettere il corpo. È chiaro che ci sta il fallo speso lì, ma Trento non può cedere nel non combattere in quelle situazioni, perché altrimenti Milano segna sempre. Qui c'è un impatto ancora fortuito, stavolta alla peggio Biliga, che però alla fine si rimette in piedi e Melli commette fallo in attacco proprio su Biliga, che era andato a chiudere, ruota il corpo in maniera irregolare secondo gli arbitri. Vediamo. Tanti contatti, sì, corpo a corpo, poi vedi che è un corpo a corpo prolungato da una parte e dall'altra, però Trento deve, diciamo, mettere il corpo, che poi ci stanno anche dei recuperi così, perché gli arbitri, poi il fischio va una volta da una parte, una volta dall'altra, e sicuramente fai vedere anche mentalmente che non stai facendo un passo indietro, esatto, e non accetti quel gap di fisicità che c'è, no? Nuovamente Prentice Hub sul parquet per Trento, così come Dalton Holmes con Baldwin, che adesso sul cambio difensivo può attaccare Mirotic. Rimane sul posto Holmes, vediamo, vuole spazio per attaccarlo, si ferma, tira in sospensione, quasi un tiro libero in sospensione. Melli è il più bravo di tutti, spesso come accade lì sotto. Eccolo il servizio subito nel pitturato per Mirotic, non fa fallo Holmes, perde palla Mirotic
E allora Trent nuovamente di là con Holmes che va ad attaccare immediatamente per Biliga. Melli chiude tutto ancora, Nick Melli. Ecco quelle cose che poi uno spesso dimentica nel corso del match, ma sono quelle cose che nel momento più importante poi ti fanno vincere le partite. Non che questo farà vincere sicuramente Milano, ma i grandi giocatori fanno queste cose qua quando conta, Simone. Rimbalzo prima, clamoroso, no, questo tutto. addirittura clamoroso, era l'unico in mezzo ai due lunghi degli altri in una situazione di sovrannumero per Trento e lui da solo finte, mantiene posizione, sporca il tiro, prende il rimbalzo, ma anche l'azione precedente sull'isolamento contro Mirotic, lui era lì quasi schierata a zona in quel momento, nel momento in cui c'è il cambio, colui che protegge l'area, ha un senso della posizione e del tempo che è spaventoso. Nick Melli. Adesso il time out richiesto da Galbiati, che poi spesso, ne approfitto Simone, chi ha giocato a basket, chi conosce il basket sa perfettamente qualcosa che magari agli altri sfugge, che quando devi attaccare una difesa come Milano la fatica che fai è enorme, cioè le sportellate, le energie che si consumano. Poi è chiaro che spesso arrivi al tiro, il tiro è corto, ma il tiro arriva corto non perché non sai tirare spesso, ma perché non hai più fiato, nemmeno energia nelle gambe, perché devi attaccare una difesa come quella di Milano. Succede la stessa cosa all'inverso, no, ma cioè, è assolutamente... le energie che si consumano e che non si vede quando si consumano sono tantissime. È così, e dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche mentale, certo, perché devi andare a cercare dove puoi avere un piccolo vantaggio, poi lo devi portare, poi devi attaccare lì e poi ti respingono e poi esatto, devi riprovarci e poi prendi il blocco. E anche l'altra idea che dicevamo dall'inizio, no? Quella di provare a correre per tirare subito, però fa sì che se tu ti prendi un tiro nei primi 5, 8, 10 secondi e lo sbagli, comunque tu poi sei di là e di là devi difendere per 20 o per più secondi, quindi 5 secondi nemmeno di respiro e poi sei di nuovo a difendere, quindi è un consumarsi di energie costante per tutta la partita. È un consumarsi. Shabazz Napier in lunetta dopo il fallo fischiato ai suoi danni. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 4-14 per andare all'intervallo lungo. Buono il primo per il playmaker di Ettore Messina. Per Napier 8-8 in questi playoff dopo i 7-7 nelle 3 gare fin qui giocate, 14 nella prima, 6 nella seconda, 20 punti in gara 3 per il nativo di Roxbury che fa 2-2 per portare Milano adesso sul più 5 e con Napier già in doppia cifra dopo i 2 tiri liberi segnati che abbiamo appena visto. Hub si appoggia su Forrai che va a tirare immediatamente, il tiro è sbagliato però lotta alla grande come sempre Biliga che dà l'extra possesso a Milano. Ancora 10 secondi per i campioni d'Italia in difesa sull'attacco di Trento, ancora Melli a lottare e alla fine a far arrivare la palla a Mirotic. Questo è un rimbalzo di Melli, è chiaro, andrà a statistica come rimbalzo difensivo di Melli, sportellata ancora tra Holmes e Mirotic che poi va a prendere posizione a spazio. Hall non molto convinto, va a tirare, però Milano ancora in attacco dopo il buon lavoro di Tonut che sporca il rimbalzo. Nuovamente Napier prova ad attaccare Hub, arriva il blocco di Mirotic che poi va a tagliare. Holmes torna nuovamente sul montenegrino, tira senza esito però Napier, il rimbalzo è conquistato da Baldwin, arriva Holmes, Baldwin si ferma, non segna da quasi 4 minuti ormai Trento, piantato sui 29 punti sin qui segnati. Eccolo Hub, 8 secondi per andare al tiro per Baldwin che alza la parabola per Biliga, intuisce la difesa di Milano, poi alla fine brava Trento a non arrendersi. Baldwin non è fortunato, però quello che dicevamo prima, avete visto quanta fatica si va per andare a trovare un tiro pulito. Sì, Trento l'aveva anche fatta muovere bene la difesa di Milano, ma poi ancora una volta Melli a proteggere tutto, era sulla linea di penetrazione di Baldwin, quindi l'ha invitato a passare e poi lì meccanismo di aiuto di Hall che dal lato debole è venuto e quindi in due hanno anche coperto una situazione che invece di vantaggio che Trento si era creata. Napier, arriva il blocco di Melli, porta a spasso Baldwin, Shabazz Napier va fino in fondo, Cameriere sotto mano di Napier, molto sul match. Shabazz Napier a quota 12
il parziale di Milano aperto continua ad aumentare, 8-0 adesso per la squadra di Ettore Messina. Dall'altra parte Mooney schiacciata a terra per Holmes, va in 1 contro 1, splendido pallone per Cook. Questo è veramente un gran canestro dall'assistenza egregia di Dalton Holmes. Trento va a 31-5. Sì, questo sarà il tipo di attacco che coach Galbiati avrà fatto vedere le volte che da gara 1 e gara 2 gli è riuscito, proprio di quello che vorrebbero fare. Poi farlo spesso è difficile, però questo è esattamente l'attacco migliore possibile per Trento. Adesso un paio di buone difese per Trento per ritornare al contatto. Supera la metà campo Baldwin dopo l'errore di Melli, che ha tirato con poca convinzione, tiro corto per lui, scambiano Holmes e Baldwin, nell'angolo c'è Mooney che aspetta, Baldwin fa fino alla fine, inchioda la stoppata Nick Melli sulla penetrazione di Baldwin. Sì, rispetto a gara 1 e gara 2 dove i cambi provocati con Mirotic per andare a attaccarlo oggi sono molto più presenti gli altri. Non è solo Mirotic che è stato portato fino in fondo, ma Melli a quel punto sa che vogliono andare a attaccare lì, anche stavolta ha dimenticato il suo, è andato su Baldwin e è andato a fare questa stoppata. Presenza di Melli e di Heinz fondamentale per questi pochi punti segnati fino adesso da Trento in casa. E Messina richiama Melli, che ovviamente quello che dice Simone Pianeggiani vuol dire che Melli di fatica ne fa tanta per fare tutto ciò, e alla fine Messina gli dà il riposo. Nuovamente Heinz anche sul parquet, servito adesso da Flaccadori, svitamento sul piede perno per Kyle Heinz, che va ad appoggiare facile altri 2 punti nuovamente per il +7, massimo vantaggio di Milano nel match. Hub dall'altra parte, adesso 30 più difficoltà a trovare canestri facili, anche perché Milano ha alzato l'intensità difensiva. 70 secondi alla fine del primo tempo, la finta di Baldwin, il pallone per Mooney che si alza per il tiro da 3, sbaglia, si lotta a rimbalzo con Cook però che deve arrendersi ai giocatori di Milano, poi sbaglia il reverse tenuto dall'altra parte e Mooney prende il fallo da Shabazz Napier per fermare la transizione offensiva di Milano, di Trento. Napier si rifugia in questo fallo su Mooney, andrà in lunetta il giocatore di Trento. Viene rimandato in campo anche Devon Hall, fuori Stefano Tonut e paroline da Ettore Messina. Sì, credo però che lo staff tecnico di Milano sia molto contento di come ognuno dei giocatori che è entrato è stato, voglio dire, fortemente dentro l'idea del piano partita, cioè l'equilibrio che Milano cercava in attacco, in difesa, diciamo è stato costante con qualsiasi tipo di quintetto, con qualsiasi tipo di assetto. Milano, anche se il vantaggio non è consistente, ma è una partita di playoff fuori casa ed è il tipo di partita che Milano vuole fare, con Trento tenuto a un punteggio basso e con un equilibrio complessivo che non permette a Trento di fare sfuriate parziali o momenti in cui può fare dei break che gli permettono di ripassare avanti. Tira corto Napier, qui difende ancora bene Trento, recupera un altro pallone. Siamo a 26 secondi per chiudere il primo tempo. Ci saranno 2 azioni da giocare queste, poi vedremo chi giocherà l'ultima. Intanto Mooney vuole il campo tutto per sé per attaccare, provare ad attaccare Flaccadori. Mooney tira corto, però non è stata una grande giocata questa per Matt Mooney. Questo finale di primo tempo, 10 secondi, .7 per Milano, time out. Milano può orchestrare l'ultima azione d'attacco con Trento tenuta a -6, provare a chiudere con un parziale ancora maggiore per confermare il piano partita che finora Milano sta decisamente conducendo egregiamente. Sì, perché esattamente quest'ultimo possesso che poteva comunque riportare ancora Trento vicino, no? Al di là dell'errore o meno, è proprio l'esecuzione, cioè un Trento che diventa sempre più statica, che non riesce a trovare dei vantaggi, degli spazi, non riesce a trovare il ritmo, quindi dei tiri quando non sono in ritmo fatalmente sono anche a percentuali più basse, e Milano è quello che vuole, fuori casa il ritmo lo vuole decidere lei, lo vuole controllare, sapendo che poi
anche in un finale, diciamo, di poca differenza di punti, ha l'esperienza, i giocatori, la taglia per portarlo via. Non deve fare in modo che sia Trento a trascinare la partita in una partita di energia. Come si dice nel classico gergo di noi telecronisti, Milano deve fare la partita. Esattamente, deve controllare il ritmo, è esattamente quello che ha fatto completamente per questi 20 minuti, e se riuscirà anche a segnare in questi 10 secondi sarà anche un vantaggio consistente, sì. perché hanno un punteggio non così alto. Se comincia ad avere sugli 8-9 punti è anche un vantaggio importante. Vediamo come sfrutta Milano questi 10 secondi.7, la rimessa di Flaccadori che poi va, Mirotic va a prendere posizione, ne pier nell'angolo, Voigtmann fa segno a Mirotic di arrivare sul suo lato, Flaccadori si alza da casa sua, tira all'ultimo secondo e Messina si arrabbia. Messina si arrabbia con Diego Flaccadori. Ma non so se Flaccadori forse è stato poi costretto anche ad andare a tirare, perché evidentemente la colpa non è sua probabilmente. No, sicuramente su quello che avrà disegnato e che si aspettava c'era sicuramente delle opzioni che qualcuno ha perso per strada, diciamo così, come spaziatura e come timing. Proviamo ad andare a bordo campo da Riccardo Carlin con Flaccadori. Prendere questo vantaggio, cosa dovete farlo per mantenerlo? Dobbiamo continuare a difendere così, abbiamo tenuti a 32 punti, che per una squadra come loro sono pochi, dobbiamo continuare così in difesa. Grazie mille, in bocca al lupo. Le parole di Diego Flaccadori confermano l'analisi puntuale di Simone Pignagiani. Il piano partita è quello, tenerli a punteggio basso, fare la partita e poi allungare quando sarà il momento. Queste le immagini dedicate a Diego Flaccadori. Noi adesso ci prendiamo qualche minuto di pausa al termine del primo tempo qui al T-Quotidiano Arena. Avanti Milano 38-32 in questa gara 4 di playoff scudetto della Serie A Unipol-SAI. A più tardi.
Nuovamente insieme amici di DAZN, eccoci qua, terminato il warm up anche per le due squadre all'intervallo. Milano avanti 38-32 con Simone Pianigiani per raccontarvi questa gara 4 di playoff di scudetto Serie A Unipolsai, il lato del tabellone dove Brescia è già pronta e aspetta chi verrà fuori da questa sfida, che Milano ovviamente non vuole portare assolutamente a gara 5 nonostante il fattore di campo a disposizione, con Trento che invece vuol provare il tutto per tutto. Certo, ci sono 6 punti che non sono niente nel nostro sport, no Simone? Questi sono i numeri in questi primi 20 minuti, però nel piano partita di Milano che abbiamo esaminato prima e che è stato confermato anche da Diego Flaccadori nelle parole al nostro Riccardo Carlin, Milano sta seguendo esattamente il suo piano partita, quindi sono i 6 punti, ma soprattutto i 32 segnati da Trento, che stanno in quello che pensava di poter concedere Milano a Trento. Hai detto tutto, Mino, perché Trento ha 60 o poco più punti, non vince mai, questo è quello che vuole Milano. Questo 3 su 14 da 3 punti di Trento, che fa 21%, è forzato dall'equilibrio della difesa di Milano, dal fatto che questi tiri erano per la maggior parte senza ritmo o addirittura contestati, quindi la partita va incanalata nella direzione di Milano, che come hai detto giustamente non vuole assolutamente portare oltre questa serie con Brescia che è lì che l'aspetta, ma vuole prepararsi alla prossima nel migliore dei modi. Trento che in questo momento però, visto che sono solo di fatto però 2 tiri, certo, anche se certo, 2 tiri possessi, pesanti, ma di distanza, vuole ribaltare questo. Cosa può fare? In coscienza a questo punto Trento, nel senso che non ci saranno altri 20 minuti se continuerà a segnare così poco, quindi forzare, andare anche fuori equilibrio per mandare un po' fuori giri Milano, costringere Milano magari a farsi anche ingolosire, prendere anche 3 tiri aperti ma che può sbagliare, per dare la possibilità a Trento di correre, di fare un parziale. Veramente deve cambiare quest'inerzia che la fa scivolare verso una vittoria di Milano e deve veramente provare qualcosa di al di fuori, qualcosa di incoscienza. Vediamo che Coach Galbiati cerca l'appoggio del pubblico, perché vuole tutto deve cambiare. Una scossa può arrivare da qualsiasi cosa, esatto, no? Una scintilla che cambi questo trend. Vediamo, Trento gioca il primo pallone di questo terzo quarto, amici di DAZN, ovviamente con tutti i playoff fino all'epilogo della squadra che si laureerà campione d'Italia su DAZN, tutte le partite. Baldwin ad attaccare, Mirotic poi cambia mano, tiene sotto mano di destro che non è la sua mano, la palla non arriva al ferro, Napier dall'altra parte, già palla rubata da un ottimo rientro difensivo di Biliga, quindi Holmes si ferma sulla linea dei 3 punti per Prentice Hub che si alza per il tiro da 3, doppio ferro, ma c'è l'extra possesso perché Queen Ellis conquista un ottimo rimbalzo offensivo. Vediamo se Trento prova ad accelerare. Holmes chiede palla sull'anticipo di Tonut, riceve Tonut però lo tiene fisicamente lontano, tira dall'allontanamento anche Holmes, altro extra possesso, secondo pallone recuperato in attacco da Trento, che poi alla fine però non è nemmeno fortunata perché questo era un buon tiro, questo di Kamal Baldwin, doppio ferro, la palla esce. Allora dall'altra parte vedete che Milano non ha assolutamente più fretta di accelerare. Napier gioca col cronometro, poi mette in azione Tonut che va in 1 contro 1, tiene bene Ellis al scivolamento. Tonut allora dietro la schiena per Melli che si alza per il tiro da 3, il canestro di Nick Melli, e poi alla fine la differenza la fanno queste cose qua, da una parte 2 tiri sbagliati, dall'altra parte Melli non perdona per il più 9 di Milano. Vediamo la reazione di Trento con Biliga verso Baldwin, Biliga poi va a tagliare, Baldwin va fino in fondo, la frenata, appoggia il tabellone, 2 punti per Kamal Baldwin. Sì, qui di forza contro Napier, ma comunque non un tiro semplice, mentre Milano, come hai detto tu, non aveva assolutamente fretta, e quel tiro di Melli è stato un tiro aperto, in equilibrio il ritmo, ma arrivato dopo 22 secondi in cui ha fatto lavorare la difesa di Trento Milano. Hall prova la penetrazione, però viene respinto da Biliga, ci riprova di mano destra, trova canestro e fallo, e andrà in lunetta Devon Hall per il tiro libero supplementare nuovamente per il più 9, la possibilità di andare per la prima volta col vantaggio in doppia cifra se Hall segnerà il tiro libero, peraltro tiro libero che
una delle specialità della casa. Qui stiamo vedendo il tiro di Melli di prima sull'assist dietro la schiena di Stefano Tonut, in lunetta Devon Hall per andare a portare a 10 le lunghezze di vantaggio, che si è infatti 4-4, 3-4. Milano prova il primo allungo del match con Prentice Hub per Biliga, c'è Mirotic su Hub, Melli pronto al raddoppio, poi Mirotic riprende posizione a fianco di Biliga nell'angolo, il pallone per Baldwin, buona circolazione della palla del Trento che trova il canestro da 3. Sì, mossa bene con ancora grande difficoltà, perché Milano anche quando Trento provoca il cambio che vuole, in quel caso con Mirotic, però c'è l'aiuto di Melli, c'è una rotazione, c'è l'altra, e quindi rischi che finisca poi veramente il tempo, e Milano dall'altra parte sceglie invece, cambiando lato, sempre tiri negli ultimi secondi dell'azione, ma facendola muovere. Sono sempre tiri aperti, sono 3-3-3 che ha segnato negli ultimi 3 possessi. Intanto splendido gioco a 2 tra Hub e Biliga che va a schiacciare. Trento comunque prova a rimanere ben concentrata sul match, ben decisa a non far scappare via Milano. Questa è una bella giocata tra i due, segno comunque ancora di una buona lucidità nel cercare la profondità. Le indicazioni di Messina a chiamare lo schema d'attacco per Milano. Adesso è Melli che porta avanti il pallone, supera la metà campo, cede a Devon Hall. Milano che ha avuto il massimo vantaggio di 10 in questo match, in questo secondo tempo. Poi Hall rimane fermo sulla linea dei 3 punti, poi cede a Tonut che col suo ball handling vuole ubriacare Ellis. C'è il fallo però commesso proprio da Quinn Ellis. Sfrutta tutto ancora una volta il cronometro Milano, anche stavolta il fallo è arrivato a 4 secondi dalla scheda dei 24, quando Milano stava ancora continuando a giocare fino all'ultimo. Quindi Trento dopo quei 20 secondi adesso altri probabilmente 20 secondi di difesa o 14 secondi di difesa che deve fare. La rimessa per Milano, il fallo di Quinn Ellis è il suo terzo, solo 2 punti per il giocatore che è stato a Capo d'Orlando nel 2019 e da lì l'esordio in Serie A2. La rimessa per Milano, 14 secondi ancora a disposizione dei campioni d'Italia per andare a cercare il tiro. Hall, Mirotic deve liberarsi della difesa di Holmes, poi lo attacca, si ferma col segnato per Napier. 4 secondi a disposizione ancora per l'attacco milanese, pasticcia Napier, poi deve tirare da metà campo. La palla rimbalza fuori, alla fine la difesa di Trento ha buon esito, però ovviamente, come diceva Simone Pianigiani, ancora energie che se ne vanno, però intanto il pallone è recuperato. E no, questo, è importante, e questo è quello che conta. Sì, no, è riuscito a toccare, a fare, però Milano che comunque non si scompone in equilibrio, per cui da questo recupero non va un canestro facile, un'opportunità di contropiede, ma Trento deve ancora segnare a difesa schierata. Eccolo Ellis che prova a tirare da lontanissimo, alza la parabola, tap out di Devon Hall per Nick Melli. Ecco Devon Hall innescato subito da Napier nell'angolo per Tonut, si schiera la difesa di Trento. Mirotic immediatamente trovato, mette i piedi di fronte a canestro, prova ad attaccare Holmes, svitamento sul piede perno, tiene bene Holmes, non è fortunato però il team trentino. C'era forza in effetti un intervento anche su Mirotic che comunque 2 punti li ha trovati. Baldwin ha spazio per il tiro da 3, sbagliato anche questo. Milano può provare ad incrementare dopo 4,5 nel corso di questo terzo quarto, con Mooney pronto a tornare sul parquet con Forrai nelle fila della Dolomite Energia. Tonut attacca, Ellis sbaglia però Mirotic commette fallo. Vediamo se ci saranno i cambi adesso per Trento, con Mirotic che ha fermato la transizione offensiva della squadra padrona di casa. Chiedo scusa, eccolo qua il fallo di Mirotic, pronto il doppio cambio, mentre qui stiamo vedendo quello che dicevo prima. Sì, forse qua c'era anche un intervento falloso da parte di Holmes alla fine, però Mirotic in qualche modo i 2 punti li ha trovati. Cambia anche Ettore Messina, intanto si è andato a sedere Quinn Ellis che Hub. Dall'altra parte Kyle Heinz rimandato in campo, fuori Nick Melli, dentro anche Flaccadori, fuori Shabazz. Napier ruota giustamente sui uomini Ettore Messina. Sì, perché mantengono questa pressione difensiva e questa lucidità di cui ha bisogno
Milano per continuare ad andare sempre ad avere questo controllo possesso dopo possesso. Finora tutti i giocatori hanno risposto bene ed è il motivo per questa continuità di rendimento dentro la partita di Milano. Pronto anche Alviti a tornare per Trento. Intanto dall'altra parte Diego Flaccadori, l'altro grande ex, trova il corridoio di penetrazione. Adesso i punti sono 12 e giustamente Galbiati capisce che il momento è delicato, perché se Milano, ovviamente non c'è mai la controprova, ma se Milano in questo momento della partita spingesse ancora di più sull'acceleratore, prendesse quel vantaggio tale da rendere poi la vita molto molto difficile alla Dolomiti Energie. Sì, perché in una partita in cui Trento segna col contagocce, i 10-12 punti di svantaggio per Trento diventano una montagna altissima da scalare. Per questo dicevamo aveva bisogno di sparigliare in qualche modo. Poi è stata anche come dire, un po' frustrante per Trento, che quando si è procurata un paio di tiri, viene in mente quella mezza protesta di Mirotic sul suo canestro in cui è rimasto indietro. Trento ha un attacco in sovrannumero, tiro aperto di Baudouin sbagliato, e quello magari è il tiro del -7 che devi prenderti quando in qualche modo Milano non è a posto, e se non lo segni la frustrazione poi diventa insomma maggiore, un fardello pesante. Perché poi no, Simone, certo tu devi ovviamente difendere, fare tanto, però è come se quando sempre c'è una squadra che deve inseguire, la squadra che deve inseguire non deve sbagliare mai, mentre quella che sta davanti magari se sbaglia una volta riesce a rimediare, ma se stai dietro tutto deve essere fatto alla perfezione. A parole facile. No, poi però, ma poi sai, come abbiamo detto ormai 1000 volte anche nel corso di Esterolega, ormai in questa pallacanestro degli ultimi anni anche la difesa, cioè le squadre trovano fiducia dall'attacco, da tutto quanto, allora poi dopo c'è lo sforzo nel difendere, ma sempre difendere, quando poi non segni diventa frustrante, alla fine fai un errore anche in difesa, molli un attimo lì. Invece se tu vedi che stai segnando, puoi fare parziali, trovi delle extra risorse di comunicazione, di energia per sbatterti dietro, per fare un extra sforzo difensivo. Purtroppo è così, e invece quando i giocatori insomma non segnano quasi mai, ci credono meno anche loro, e alla fine poi anche in difesa qualcosa lasci perdere. Terzo fallo di Mirotic commesso su Alviti, la rimessa per Trento, nuovamente in campo Johannes Voigtmann che ha disputato un'ottima gara 3. Derek Cook sulla pressione di Heinz cede a Mooney che deve liberarsi di Flaccadori. Baudouin fuori ancora per Mooney che si alza per il tiro da 3, sbagliato anche questo sulla pazzesca pressione difensiva di Milano, che ha mandato in campo anche Pippo Ricci, con Flaccadori che va a chiamare lo schema. 4:20 per chiudere il terzo quarto. Hall prova a partire di mano sinistra, il taglio di Heinz, pallone per Ricci, si alza da 3 Ricci, non sbaglia nemmeno Ricci. Adesso Milano prova a scappare realmente, sono 15 punti tra le due formazioni, 7-0 il parziale, ancora una palla recuperata, un momento difficilissimo per Trento. Forrai ferma la ripartenza di Milano con il fallo a metà campo, ma adesso forse il momento più critico, non tanto per la differenza, è una banalità, la differenza di punti, proprio come quello che sta producendo Milano e quello che non sta producendo Trento. Questo è il momento in cui probabilmente si indirizza la partita. Sì, ma avevamo detto che anche nel gap, quando era minore, diciamo si andava verso questo tipo di conduzione da parte di Milano, e che poi Trento poteva cedere nel caso di un vantaggio in doppia cifra, perché diventa, come dicevamo, frustrante. Milano bravissimi, perché anche adesso sono per esempio tornati con il quintettone, quindi anche in questo che Trento potrebbe accelerare un po' il ritmo, fare, invece è Milano che ha meno ball handling ma ha trovato l'esecuzione. Per uno come Ricci non usa il palleggio anche se gioca da esterno, ma si prende quel tiro aperto, quindi grande equilibrio e grande capacità di gestire assetti diversi da parte di Milano. Quello che rimane costante è questa capacità da cobra che ti si arrotola attorno e ti stritola dal punto di vista difensivo, e che fa perdere veramente la fiducia alla squadra trentina. Lo splendido assist di Johannes Voigtmann per Kyle Heinz. Prova il pubblico della T-Quotidiano Arena a supportare i suoi nel momento più difficile del match. Flaccadori per Heinz, boomerang, pallone restituito, Flaccadori si alza per il tiro in sospensione da 2. Adesso Milano sta spingendo, 11-0 il parziale a favore della squadra
ospite che sta per raggiungere un vantaggio che potrebbe essere poi alla fine anche molto molto difficile per Trento, che si impasticcia con Alviti, anche se poi c'è il fallo commesso ai danni proprio dello stesso Alviti. Sono 19 adesso i punti che dividono le due formazioni. Ecco la chiusura di Ricci, che poi però abbraccia Davide Alviti commettendo fallo. 2,50 per chiudere il terzo quarto. La rimessa per Trento, che ha 14 secondi per andare a cercare il tiro. Esce Forrai dal blocco, poi va fino in fondo, schiacciata a terra per Cook. La difesa di Milano è attenta, attenzione a Forrai, vuole recuperare sotto Nut, non ci riesce. Poi Alviti commette fallo e sembra che abbiano veramente anche un po' più energia rispetto alla formazione di Galbiati. D'altronde, come dicevamo prima, le rotazioni vorticose, no, che può operare Messina, certo può operarle anche Galbiati, però è chiaro che poi le panchine sono ben diverse. Comunque il rendimento di Milano rimane costante nonostante i tantissimi cambi. Ovviamente quando poi cambia Galbiati ci possono essere degli alti e bassi che possono indirizzare il match. Intanto Tonut prova sulla linea di 3 punti a superare Forrai, poi cede ad Heinz che tira in sospensione dalla linea di tiro libero e sbaglia. Tonut prende il rimbalzo e ha l'extra possesso per Milano. Attenzione al taglio di Ricci, visto immediatamente da Heinz, e a questo punto Trento forse mentalmente sta anche un po' mollando la presa. Sì, ma questa è una squadra di Eurolega di grande capacità di usare tutte le sue armi a disposizione, di grande capacità di concentrazione, e poi quando sente che è il momento in cui la partita può essere chiusa, vede gli altri in difficoltà, allora sì che questi tipi di giocatori ti azzannano, ed è giusto che sia così, perché così fanno le grandi squadre, quelle che sono costruite per vincere. Ricci in sottomano di sinistro dopo l'altra palla recuperata. Adesso sono 23 i punti che separano le due formazioni. Trento non segna da oltre 5 minuti, Milano ha un parziale di 15-0. Ecco qui l'altra, avete visto come sono andati in 3 su Alviti a chiudere, a recuperare il pallone. Esatto, quello che dicevamo prima, ormai Trento finisce nella tonnara, nella palude che Milano gli crea, e poi sono lì tutti pronti, perché poi come abbiamo detto, Milano è una squadra che vuole arrivare in fondo, vuole andare a rivincere il titolo, per cui adesso i giocatori poi tutti vogliono far vedere che sono pronti, tutti quando entrano in campo vogliono guadagnarsi lo spazio, la fiducia, perché soprattutto quando si è in tanti, no? Che esatto, quindi te la devi proprio guadagnare, lo spazio te lo devi guadagnare. E dire sono pronto anch'io, i miei compagni hanno fatto bene, io faccio meglio, appena entro, è lo spirito giusto, e quindi in questo momento è chiaro che ogni giocatore di Milano non si rilassa, ma azzanna la partita, e quelli di Trento, che hanno fatto sicuramente una stagione importante, sono qui eccetera, in questo momento sentono il peso di tutte le difficoltà che stanno trovando e che ci stanno. Chiaramente hanno fatto loro 2 ottime partite a Milano, come un po' anche ci aspettavamo e come di solito fanno questo tipo di squadre belle pronte, poi crescono durante la serie, certo, no? certo. Hanno questa abitudine sui dettagli. Chi fa l'Eurolega e che gioca anche così spesso, nell'arco di 48 ore sai che devi aggiustare un dettaglio, perfezionare, e Milano lo ha fatto in maniera, devo dire, eccellente. 23 di differenza, vediamo se Trento ha qualche energia supplementare, riesce a trovare. Intanto Holmes trova un Biagi Lunetta, e comunque non bisogna assolutamente dimenticare, cioè dare tutti i meriti a una squadra come Trento, che comunque porta Milano a gara 4, che comunque ha vinto al Forum, che comunque ha preso i playoff, e che quindi merita comunque il plauso, ovviamente, anche se poi la serie sembra ormai indirizzata, e coach Galbiati merita ovviamente tutti gli applausi e i riconoscimenti del caso. Assolutamente, anche perché aveva tutti i motivi per essere, tra virgolette, appagata dai playoff, magari sì, fare una partita con la faccia tosta eccetera, invece è andata veramente a Milano per vincere, per provarci, mostrando grande solidità anche in gara 2, grande compattezza. Poi oggi sta venendo fuori un po' di difficoltà, un po' di fatica, un po' di frustrazione, tutti questi mismatch che si trova, però nulla da dire insomma su Trento e sullo spirito con cui ha interpretato la stagione e la serie.
Ricci conquista un buon rimbalzo d'attacco, anche se Trento sta difendendo molto bene nell'azione precedente, ha costretto Flaccadori a un tiro corto, altri 6 secondi per Milano ancora da Flaccadori, quindi Ricci, la pressione di Holmes, alza la parabola, Ricci doppio ferro, sbaglia, spicca il rimbalzo Cook, poi si libera in qualche modo di Kai Heinz che poi va a commettere falli. Due immediatamente si parlano e si danno una stretta di mano. Insomma, impattare un gomito a quell'altezza non deve essere una cosa molto piacevole, Simone. Fortunatamente non sono arrivati a contatto i due. Intanto il fallo di Heinz porta Cook in lunetta, giocatore che forse oggi non ha dato il suo contributo abituale, il centro nativo di Washington. Ma sai, è di fatto l'unico centro poi vero, perché Biliga è un 4 che può giocare da 5 eccetera, per cui giocare 4 partite, la prima partita al Forum fece una partita incredibile, esatto. Poi giocare ogni 48 ore contro il pacchetto lunghi di Milano, che poi da 5 schierarsi sempre o Heinz o Melli, non è proprio una passeggiata, e quindi questo. Adesso credo che Trento magari l'ultimo quarto può anche un po', come dire, non pensare più al risultato, liberarsi la testa, vedere se trova anche qualche canestro che ha nelle corde in più di quello che ha segnato, no, in questi primi 30 minuti, perché magari con un po' di leggerezza, un po' di spirito può comunque accorciare il gap. Il fallo di Heinz ancora commesso ai danni di Holmes, andrà in lunetta proprio il 34 in maglia Dolomiti Energia, in primo piano per Kyle Heinz con il nativo di Bellingham, Washington, al suo tiro libero. Peraltro non dimentichiamo nemmeno che alla fine poi Trento ha dovuto pagare lo scotto dell'infortunio di Grajulis, l'infortunio di Hudom, insomma giocatori sono intervenuti sul mercato, però poi devi anche inserirli i giocatori, devi farli entrare nei meccanismi. Holmes è arrivato per questi playoff, altrimenti infatti gara 1 sono partiti con Alviti da 4 in quintetto, quindi già di partenza era una situazione complessa, però insomma, ripeto, credo che Trento meriti adesso e si deve procurare legittimamente un po' di leggerezza per giocare questo quarto perché si merita finire in maniera positiva e non ha motivo di frustrazione, perché ci sono tanti meriti di una Milano che ha avuto una concentrazione pazzesca da parte di tutti i suoi giocatori, possesso dopo possesso, e quindi questa è la cosa più importante. Torniamo tra poco. I numeri della sfida fino a questo momento: Milano avanti di 23, probabilmente già un passo in semifinale per i campioni d'Italia. Trento sta tirando molto male da 3, 4 su 23, mentre Milano ha un 40% da 3. Non è solo questo il dato che sta sbilanciando il match, ma è comunque un dato importante, anche perché Trento ha fatto del tiro da 3 anche nelle precedenti gare
uno dei suoi punti di forza. Trento ha tirato con il 36,3% prima di questa sfida, mentre Milano comunque da 3 stava viaggiando grandissimo in questi playoff col 42,4%, confermata anche oggi. E se una squadra come Milano tira col 40% in più da 3 punti, poi veramente ce n'è per pochi, non solo per Trento. Assolutamente, ma anche perché queste percentuali sono frutto di un attacco equilibrato, di non abuso del tiro a 3 punti, sono tutti tiri a 3 punti che arrivano giusti, la maggior parte con spazio, con ritmo, quindi è importante, così come la percentuale a 3 punti di Trento è figlia sì di un po' di stanchezza, ma soprattutto dal fatto che la qualità di questi tiri è scesa rispetto a gara 1 ed anche a gara 2, perché quasi niente in transizione, a campo aperto, quasi niente in ritmo, e quindi poi alla fine sono tiri a 3 punti marcati e le percentuali sono queste fatalmente. Prova Ellis dall'altra parte, prende il suo rimbalzo e va a appoggiare a canestro dopo il tiro libero sbagliato da Johannes Voigtmann. Trento apre con il canestro di Ellis, questo suo quarto. Intanto la buona pressione da parte di Cook, arriva Baldwin, alza la parabola, c'è il fischio del direttore di gara e c'è forse la spinta, non il fallo a danni di Baldwin, forse una spinta di Voigtmann a Holmes che stava andando a rimbalzo. Ecco, come diceva prima Simone Pianigiani, forse Trento può giocarsi questo quarto magari con meno pressione addosso. Aspetta, non voglio dire che le squadre abbandonino la partita, ci mancherebbe altro, no, però è chiaro che insomma bisogna anche essere onesti, riconoscere che è molto difficile giocare magari con meno pressione e giocare con più leggerezza, e magari arrivano i canestri anche, no? Ma credo Simone? che si siano di fatto detti questo, no? A Trento è inutile Sì, guardare adesso il tabellone, la partita giochiamo. è andata, ma non finiamo Esatto. a prendere 40, ma abbiamo infatti uno dei primi tiri subito in transizione, un'altra transizione dal recupero, vedi come attaccano con un'altra aggressività adesso, E c'è il fallo di Ricci ai danni di Baldwin. sono andati 3 volte al ferro. Poi è chiaro che a quel punto, se Trento trova un po' di ritmo, allora poi si aspetta che fatalmente magari anche Milano, qualche giocatore inconsciamente dica ma mezzo passo in più, magari un infortunio non me lo faccio, e quindi ci sta, ci sta. Poi ripeto, non magari non succede dal punto di vista chiaro, però dal punto di vista proprio della volontà, ma magari inconsciamente quando sei un mezzo passo in meno può capitare di farlo, e Trento credo che fosse legittimo aspettarsi che si sbloccasse un po', perché è rientrata nel terzo quarto con l'idea ancora proviamoci. Ha trovato la miglior Milano, un muro che ha dato la mazzata diciamo definitiva sulla partita, perché pensare di recuperarne 25 in un punteggio così basso era impensabile. Adesso che la partita è tra virgolette andata, Trento può pensare meno al piano partita, all'esecuzione eccetera, ma andare un po' a briglia sciolta, e ha le caratteristiche ancora il talento per trovare delle buone giocate e far rivedere e finire davanti al proprio pubblico con delle belle azioni di pallacanestro. Minuti e Cettonut pronti a rientrare sul parquet per Milano, che adesso è in attacco con Ricci che prova ad attaccare Alviti, spalle a canestro, pronto l'aiuto di Ellis. Ricci appoggia verso Melli, difende forte Trento, Melli è costretto addirittura a uscire dall'area, poi a tirare sulla sirena e a trovare un canestro da 3 punti. Poi tutti i discorsi che può fare Trento, che possiamo fare noi, poi se Nick Melli, che è un pivot che si alza al 24esimo secondo e fa questo canestro da 3, alla fine tutto finisce niente, tutto finisce, facciamo così. Finisce, però è vero che hanno, ecco, al di là che poi il canestro poteva onestamente entrare o uscire, ma hanno il cronometro in testa, però continuano a non concedere di andare, piuttosto che andare fuori equilibrio, si tengono la palla all'ultimo secondo e fanno un tiro pulito, da lontano, se non va rientrano e mettono la loro difesa lì, per cui direi che dal punto di vista proprio mentale sono ancora belli che allacciati questi di Milano. Flaccadori in palleggio sulla pressione di Ellis, riceve Melli, schiacciato a terra, il pallone sotto le gambe per Napier, che poi riceve nuovamente a Melli, finta il tiro, poi si alza per il tiro da 3, ancora Nick Melli, e ancora Nick Melli negli ultimi 2 secondi del possesso. Adesso sono 27 con il 13esimo punto di Nick Melli. Dall'altra parte la risposta di Derek Cook, 8 minuti ancora per con tutta probabilità ovviamente consegnare il pass per la semifinale anche alle 7 Emporio Armani, dove
affronterà poi la Germania Brescia, che ha superato 3-0 Pistoia. Napier, la finta, poi azione da rugby in campo, Napier va a tirare, prende il fallo da Baldwin e ci saranno 3 tiri liberi. Melli vuole un challenge, forse per un antisportivo, non riesco, vediamo. Beh, qui c'è, qui Melli cade perché Baldwin era a terra. Ha forse l'antisportivo su Napier? No, su Napier c'è un fallo di tiro normale. Appunto, Niccolò Melli sicuramente stava protestando per quanto sono stati allacciati per qualche secondo con Baldwin. Non ho visto come è iniziata e cosa, però sicuramente stava chiedendo qualcosa a quel punto di vista. Vediamo allora. Questa è la parte finale. Forse lui pensava a uno sgambetto vero e proprio, può essere, questa cosa qua, ma diciamo si stava provando a rialzare probabilmente Baldwin. Comunque questo Insta Replay era solo per vedere se il tiro era da 2 o da 3. Solo questo. Non c'è stato challenge, non c'è stato niente. Però stanno continuando a parlare, chiedendosi adesso, perché Melli sicuramente stava dicendo a Baldwin non farmi qualcosa di volontario da questo punto di vista, come dire, perché insomma i giocatori durante i playoff poi devono rigiocare certo, è da chiaro, qui a una settimana. Quindi. Napier dalla lunetta fa 10 su 10 in questi playoff, 3 su 3 in questa sua serata. Infallibile Shabazz Napier dalla linea di tiro libero. Ne ha altri 2 a disposizione. Guardate la tubefazione dopo lo scontro di gara 3. Sbaglia però il tiro libero, allora ferma il suo percorso netto dopo 10 consecutivi. Terzo tiro libero per Shabazz Napier, con Milano che ha anche 27 di vantaggio, avuto anche 27 di vantaggio. Vediamo se nuovamente va a impattare questo massimo vantaggio Shabazz Napier col tiro libero che va a bersaglio con 7:39 ancora sul cronometro. Spazio a Stefano Tonut, nuovamente fuori Diego Flaccadori, altro giocatore, no, che in questi playoff è cresciuto notevolmente, Simone. Ma sì, ma se tu hai notato sia Ettore Messina che Mario Fioretti come erano in piedi a continuare a dare correzioni, vedi come Messina stia allenando ogni piccolo dettaglio adesso, perché sono proprio tanti giocatori adesso in campo Maudolò che devono ancora trovare ritmo, presenza, dialogo con i compagni. È una squadra che può ancora evolversi tanto, loro lo sanno e stanno utilizzando ogni possesso anche da questo punto di vista. Vedi infatti che non sono contenti ora che prendono un canestro anche sul più 27. Un ottimo canestro peraltro da Davide Alviti, che ha giocato un'ottima gara 4, poi anche lui è stato ovviamente trascinato a fondo dalla spinta sull'acceleratore che ha dato Milano nel terzo quarto, che ha indirizzato il match. Tonut si ferma, si alza, tiene in sospensione alla tabella Stefano Tonut. Ancora 2 punti per un altro giocatore che in quanto a crescita, ma non solo in questo playoff, proprio in tutta la stagione, qualcosa di spaventoso. Qualcuno ancora rimpiange forse il poco utilizzo della scorsa, ma questa è acqua passata. Questa stagione dice che Stefano Tonut è diventato punto fermo anche del quintetto base proprio di Milano, quindi si lotta per il pallone che termina fuori. La palla è stata segnata, intanto c'è in cambio, vediamo un po', sì, forse Cook per ultimo. Ecco il canestro intanto di Stefano Tonut a tabellone, e questo è il canestro di prima di Davide Alviti, suo 12° punto nel match. La rimessa è per Trento, ultimo a toccare è stato Shabazz Napier, 14 secondi a disposizione per la squadra di Galbiati. La rimessa su Cook, consegnato per Hub, c'è Maudolò in pressione su di lui, poi Baldwin alza per la schiacciata di Derek Cook sulla alley-oop comandato da Baldwin. Applaude Galbiati, giusto così, è giusto che anche i suoi giocatori abbiano la soddisfazione di queste giocate, forse a partita chiusa. Sotto le gambe Melli ancora per Tonut, che gira attorno allo stesso Melli, poi Napier, palla sporcata da Baldwin, palla che termina fuori. E Trento direi che sta interpretando alla perfezione proprio questo
questo quarto pur col passivo, no Simone, che anche trovare queste giocate, ma anche la pressione prima, il pallone sporcato, è una squadra che vuole onorare fino in fondo, pur sapendo che ovviamente l'impresa è molto molto complicata. Intanto Napier torna in panchina per Milano. Eh sì, ancora minuti per Flaccadori per guidare la squadra insieme a Lo, con un assetto diverso, ma con Melli e Mirotic, che sono i lunghi, diciamo, da starting five dell'Armani, e quindi che danno poi il senso dell'equilibrio di continuare a stare dentro il sistema gioco. Insomma, Milano che continua a giocare, al di là di un tiro segnato o no. Adesso. Ed anche nell'alzare il livello del blocco perché possa spingerlo fuori posizione, insomma tutti i dettagli che normalmente tutto il mestiere che questi giocatori usano continuano giustamente a farli fino in fondo. Melli un po' nervosetto, diciamo così, viene richiamato in panchina, giustamente detto da Messina. C'è il debutto nel match anche per Caruso, che questi playoff comincia fortunatamente anche lui a vederli. Intanto Hub si ferma, resta tiro in sospensione e segna, nonostante il tentativo di chiusura di Nikola Mirotic. 22 le lunghezze che dividono le due formazioni, con Flaccadori che spinge sulla pressione di Mooney, poi serve Caruso che va a fintare, si prende il fallo dello stesso Mooney. Vediamo se ci sono i tiri, forse il fallo è stato fatto prima del tiro, sì, infatti c'è la rimessa da sotto canestro per Nikola Mirotic. 5-15 per la sirena finale, la rimessa da Mirotic da sotto canestro, l'uscita di Caruso che attende l'arrivo di Flaccadori. Per Maudolo, chiede palla a Mirotic, Alviti va subito in pressione, Mirotic lo punta, poi tira in allontanamento, altro gran canestro di Nikola Mirotic a quota 7 nella sua partita. Dall'altra parte prova a rispondere Trento, si allontana Alviti, Cook chiama i rinforzi, arriva Prentice Hub, poi Cook va a bloccare su Maudolo, Hub finta surplus, poi va ad appoggiare in sottomano al tabellone nuovamente per il meno 22, il nono punto per Prentice Hub. Tra poco cominceremo, Simone, a tirare un po' le somme della stagione di Trento, di quello che potrà dare Milano in questo proseguio di playoff con la prossima semifinale. Ma seguiamo ancora l'attacco di Trento con per nel canestro da 3 di Kamal Baldwin, 15° punto per lui, un'ottima serie di playoff anche per Kamal Baldwin. Trento potrà pensare ovviamente da domani, se come credo la partita finirà a favore di Milano, pensare già su come programmare la prossima stagione, dopo aver goduto di questo playoff raggiunto e giocato contro Milano. Intanto Tonut sbaglia, Caruso prende il rimbalzo, ancora un'azione d'attacco per Milano, Mirotic la finta nell'angolo per Tonut, palla sporcata a fondo campo. Adesso ovviamente, se non è solo accademia, poco ci manca. Sì, adesso anche Milano, come abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 possessi, diciamo anche in difesa non ha più messo quella fisicità, quel muro, quella tensione, come è normale che sia, e adesso le due squadre stanno aspettando la fine. Adesso è entrato anche Bortolani e niente, per Trento quello che hai detto tu, cosa dire, una stagione positiva per un campionato equilibrato, essere settimo posto con 15 vittorie in stagione regolare, che non sono poca roba. Esattamente, partecipando anche a un Eurocup, dove comunque è stata un Eurocup che si è giocata il passaggio di turno più delle stagioni passate fino in fondo, quindi anche una presenza vera in Eurocup, che speriamo Trento possa avere continuità, no? Anche nel futuro, perché questo è quello che poi ci auguriamo magari per le squadre italiane che fanno nei playoff, visto che sono tutte squadre che hanno fatto bene, che sono state ben allenate, che hanno fatto una bella qualità di gioco e di pallacanestro. Però al di là dell'Eurolega, che sappiamo, che abbiamo visto, delle due, che dipende un equilibrio sottile in quella che è una competizione massacrante, no? Per tutti, però anche nelle altre coppe secondo me
le squadre italiane possono legittimamente recitare un aspirare ruolo. a fare un piccolo salto di qualità. Sì, perché sia in Eurocup che in FIBA Champions League, insomma lì credo che se la possono giocare un po' con tutti in Europa. Si iscrive a questi playoff anche Maudolo, segna il primo punto della serie, aveva giocato 7 minuti in gara 3 il tedesco. Intanto c'è il fallo ancora commesso dalla difesa milanese, dovrebbe essere il quinto di Ricci, sì. Non se n'era accorto o faceva finta di non saperlo Simone? No, magari non se n'era accorto. Probabilmente non se n'era accorto perché era giustamente, diciamo così, concentrato sui possessi, su quello che doveva fare. Lui sa che quando entra una questione di... Ha chiesto a Beppe Buena, ma quando li ho fatti 5 falli? Prova la schiacciata sbagliando Cook. Vabbè, comunque li ha fatti. Flaccadori dall'altra parte, prende il fallo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Dicevo della crescita anche di Diego Flaccadori in questo finale di stagione, ma anche in questa serie playoff, dopo non aver segnato in gara 1, poi 9 punti, 6 punti rispettivamente in gara 2 e in gara 3. Adesso Flaccadori ha la possibilità di incrementare il suo bottino, che fino adesso è di 6 punti, però 23 minuti di utilizzo, che non è poca roba per un tecnico come Messina, no? No, ma è stata, Simone, credo, una scelta anche chiara durante l'anno. Ha fatto minuti anche importanti in Eurolega, contro le grandi squadre. Poi la fiducia se l'è guadagnata, lo dimostra il fatto che anche questa gara 1 di questa serie, quando è rientrato Billy Baron per provare, hanno potuto tenere fuori Maudolo perché avevano fiducia in lui, certo. Avendo ovviamente Napier come diciamo titolare del ruolo di tutto quanto, ma sapendo che poi con Diego Flaccadori dietro e anche Hall che può dare una mano lì in regia, però è una squadra che si sente ben coperta, quindi quello è un segno sicuramente di fiducia da parte dello staff di Milano sul giocatore. Fallo in attacco commesso da Cook, recupera il pallone, no, è il fallo di Alviti, e quindi Milano recupera per questi 2 minuti e 40 che rimangono da giocare. Alviti ha segnato 15 punti fino a questo momento, ancora cambi, vediamo se Galbiati dà spazio a chi ha giocato di meno. No, fuori Cook, comunque tra gli applausi, l'abbraccio del suo tecnico. Nuovamente campo per Homs e per Biliga. Due minuti e 40 ancora prima che Trento saluti questa stagione. Milano si prepari alla semifinale contro Brescia, semifinale che cominceranno il 24 e 25 di maggio. Dall'altro lato del tabellone invece ancora tutto da disegnare. Guglielmo Caruso prova il giro in corsa nel pitturato e subisce il fallo, va in lunetta per i tiri liberi, per scrivere il suo nome anche in questa serie di playoff. 2 tiri liberi per Guglielmo Caruso. Sbaglia il primo il giocatore nativo di Napoli. Caruso è comunque un altro giocatore migliorato, perché abbiamo visto fare dei minuti appunto anche in Eurolega nella seconda parte di stagione di solidità. Poi è chiaro che adesso Milano va per vincere, quello è un reparto dove nel ruolo di 5 c'è Niccolò Melli e Kyle Heinz, quindi il suo utilizzo è necessariamente limitato, però abbiamo visto che, perché sai, quando in quelle partite poi di Eurolega sicuramente, ma ormai anche nelle partite di playoff, quelle in cui vai a segnare un titolo, in cui vinci, 2-3 minuti fanno la differenza, certo, perché le partite si decidono veramente per 1 o 2 possessi, e quindi saper contare su un giocatore che in quel momento fa una giocata difensiva, fa un aiuto giusto, prende un rimbalzo, è solido, è importante. Credo che lui nel lavoro fatto quest'anno abbia dimostrato sicuramente crescita, ecco, questo sicuro. Vediamo se la confermerà anche nel corso di questi playoff. Tanto il Trento sta vincendo questo quarto 24-17, proprio a conferma di quello che dicevamo prima. Bortolani si alza per il tiro da 3, intanto poco più di 2 minuti a disposizione anche per Luca Conti nelle fila
della Dolomiti Energia, con Forrai che va fino in fondo, scarica fuori però Tonut, intercetta e riconquista. Siamo ormai negli ultimi due con Maudolò che supera a metà campo, quindi ha segnato anche Caruso dalla lunetta, quindi tutti si sono iscritti a questi playoff, i giocatori di Milano fin qui utilizzati in queste 4 gare. Tonut parte in 1 contro 1 su Baldwin che non gli lascia corridoio di penetrazione, lo trova invece Flaccadori che sbaglia, però si lotta il rimbalzo. Forrai taglia fuori Caruso, poi arriva a rimorchio Baldwin, schiacciata a terra per Biliga, la finta, Biliga va fino in fondo, appoggia al tabellone il punto numero 69 per Trento, è il 9° punto personale. Messina si arrabbia come se fossimo ancora inizio match, Simone. Beh, è normale perché No, perché sa che questi errori poi si potrebbero ripetere quando la partita conta la prossima volta. Chiunque di questi giocatori, di questi ragazzi deve sfruttare questo momento, cioè partite di playoff. Alcuni dei giocatori che sono in campo in questo momento insomma ne devono ancora macinare di minuti di playoff nella loro carriera, per fortuna loro, e quindi ogni possesso è un'opportunità per accumulare un secondo di esperienza, per fare una cosa fatta bene, cioè fare una cosa fatta bene piuttosto che una cosa fatta male, insomma questo è un significativo abbraccio tra Kamal Baldwin e coach Galbiati. Baldwin è stato uno dei protagonisti della stagione trentina, 13.4 la sua media stagionale, 17, 22, 11 il suo score nelle 3 partite prima di questa, al quale si aggiunge poi il bottino di 15 punti in questa gara, segno anche Bortolani in sottomano. Adesso ci sono i secondi un po' per tutti, ma soprattutto per regalare il giusto applauso ai giocatori della Dolomiti Energia dinanzi al proprio pubblico. Galbiati richiama in panchina, vediamo per chi sono, Toto Forrai, vabbè, Toto Forrai da queste parti è il simbolo, il giocatore simbolo di questa società. Sì, dell'ascesa a questi livelli più alti di Trento. Sì. C'è campo anche per Mamadou Diarra nelle file di Trento a regalare anche qualche secondo di Serie A, di playoff a un giovanissimo come numero 13. Tanto i giocatori di Milano già stanno pensando alla gara contro Brescia. Vogliamo cominciare a pensare che semifinale sarà, Simone? Beh, una bella semifinale perché Brescia è stata prima a lungo nel nostro campionato, ha fatto una gran bella pallacanestro per tutta la stagione, in un progetto che ha continuità, che sta andando avanti, per cui giocatori che si conoscono. Brescia che ha approcciato anche nel migliore dei modi questi playoff, finendo 3-0, che sicuramente avrà la faccia tosta per provarci a Milano, però con una Milano che si è dimostrata più che cinica oggi, si è dimostrata proprio di altissimo livello per come tutti erano presenti, allacciati, concentrati anche nei dettagli. Insomma, sarà veramente durissima contro questa Milano, ma Brescia ci fa pensare ad una bella serie, perché comunque credo che saranno gran belle partite di pallacanestro. Diamo il giusto merito, il tributo che merita coach Galbiati per la grande stagione di Trento, squadra che ha raggiunto i playoff al 7° posto dopo 15 vittorie in stagione regolare e ha portato Milano comunque a gara 4, vincendo peraltro al Forum, che non è poca cosa. Poi il valore reale è venuto fuori, ma come vedete gli applausi del pubblico della T Quotidiano Arena sono sinceri, meritati per la Dolomiti Energia, che saluta così la stagione e si prepara alla prossima stagione di Serie A, mentre Milano si prepara alla sua semifinale, ovviamente con un obiettivo, quello di conservare, di tenere ben cucito sulla maglia il triangolino tricolore di campione in carica, mentre dall'altra parte del tabellone ancora tutto da definire. Tra poco avremo ai nostri microfoni alcuni dei protagonisti del match, con il nostro Riccardo Carlin a bordo campo a portarci qualche protagonista, mentre a centrocampo, come vedete, i giocatori di Trento sono pronti a raccogliere l'applauso finale della propria tifoseria. Sentiamo Ricci. Vi regala queste semifinali, dopo gara 1 siete riusciti a cambiare il modo di giocare e a portare a casa queste 3 vittorie per le semifinali. Sì, volevamo riscattare la falsa
seconda partenza di gara 1. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima perché Trento è una squadra con tanto cuore, tanto coraggio, non avrebbe mollato un centimetro e quindi dovevamo fare il nostro miglior basket, abbiamo imposto la nostra fisicità e siamo contenti di essere arrivati in semifinale. Grazie mille, in bocca al lupo. Le parole di Pippo Ricci, tra poco dovremo avere anche un altro ospite, ecco le immagini dedicate ovviamente al numero 17 che lo scudetto l'ha già vinto anche con Bologna, che è sempre elemento su cui Ettore Messina può contare. Sentiamo Devon Hall. Another incredible team performance. Congratulations. Un'altra grande prestazione di squadra. Thank you. Yeah, it was important for us to come out strong. I think we were good in the third and it kept our lead obviously. Thank you. Thanks. Sapevamo di dover partire ovviamente forte contro una squadra come Trento. Peraltro Simone, tu avevi detto se Trento viene tenuta a 60-70 punti non potrà mai vincere, così è stato, 69, perché Milano i suoi 87 li avrebbe fatti, no? Come sì, hai detto, sì. ampiamente pronosticato tu. No, ma poi di fatto Milano ha dato grande solidità perché l'ha tenuti sostanzialmente anche meno, no, di quello che è il punteggio reale, perché poi un po' in fondo la partita chiaro, finita, ma chiaro. diciamo nel terzo quarto, fino alla fine del terzo quarto li ha proprio murati stasera, però voglio dire Trento ha fatto veramente qualcosa di speciale gara 1 ed anche gara 2 a giocarsela fino in fondo al Forum. Una Milano che cresce, una Milano che fa pensare a tutti chi riuscirà a batterla 3 volte in una serie. Sì, questo la è Milano il di grande stasera interrogativo. lascia questo tipo di interrogativo da parte di tutti. Trento che ha già continuato, come hai detto tu, a pensare, perché ha dato continuità a coach Galbiati per un progetto lungo, quindi sicuramente una Trento che pensa già a come essere competitiva anche la prossima stagione. Guardiamoci le immagini più belle del match e poi ci salutiamo, amici di DAZN. Amici da Zona, appuntamento a domani per Venezia Reggio Emilia, palla 2 alle 20:45, poi dopodomani Virtus Segafredo Bologna, Bertram Tortona alle 20:45. Grazie per essere stati in nostra compagnia da Mino Taveri e da Simone Pianigiani. Buona serata da Trento.